questo angolino bello ricavato nella vostra struttura siamo naturalmente con il padrone di casa Emiliano Cantagallo. Emiliano, descrivici un po' quello che è questo spettacolo, perché effettivamente l'abbiamo visitato, lo si vede anche dalle immagini, è un bello spettacolo. È un bello spettacolo creato dal mio sogno, da 3 anni a questa parte. Abbiamo fatto una vera e propria evoluzione anche dal punto di vista strutturale, passando da 6 piccole camere a 8 grandi appartamenti, come vedrete dalle immagini, facendo e creando la prima stazione ciclistica del mondo. E è nient'altro che il primo residence nel mondo solo per ciclisti con bici da strada. L'accompagnatore ufficiale, diciamo così, sono io, che qui percorro più di 25.000 km l'anno. Ovviamente io invito le persone che dormono dentro questa struttura. La mattina io faccio sempre il mio giretto, che giretto poi non è. Se vogliono possono venire con me, oppure possono tranquillamente andare da soli per questo splendido territorio che è la Carnia. Abbiamo fatto qui questo residence proprio perché la Carnia, come sapete tutti e come ripeto un po' da parecchio tempo, no, da parecchio tempo, è il paradiso incontrastato per il ciclismo con bici da strada, con bici da corsa, con le sue 49 salite perfettamente asfaltate, senza ombra di traffico, senza ombra di moto, senza ombra di tir, di macchine strane che si possono trovare sulle Dolomiti, ma abbiamo sicuramente un contesto ideale per il ciclismo da strada, con un palcoscenico montano unico in Italia, un pregno ancora di tradizione, di cultura, di Carnia, di popolo carnico, di questo territorio che io ogni giorno faccio vedere alla gente da tutta Italia e da tutto il mondo, perché insomma sono arrivati qua e vengono qua da tutto il mondo. Allora, qui Emiliano siamo, ripetiamo, ad Arta Terme, praticamente nel centro della Carnia, punto strategico perché siamo praticamente ai piedi dello strafamoso Zoncolan, ma come spesso tu ci tieni a sottolineare, lo Zoncolan è uno dei tanti, perché non c'è solo lui come montagne da scalare, ma ce n'è di altrettanto affascinanti e anche forse un po' meno difficoltose. Ma io tengo a sottolineare che la Carnia non è solo lo Zoncolan, anche se lo Zoncolan è il blasone vero e proprio di questa terra, che è arrivato qua. La notorietà di questa terra è stata data da questa salita che è stata sempre vista sul Giro d'Italia. Come lo Zoncolan, meno dello Zoncolan, molto più dolci dello Zoncolan, come te l'ho detto ce ne sono 49 qui, quindi c'è proprio l'imbarazzo di una scelta fatta dalla Carnia, che è disposta tutta a 400 metri d'altitudine, no? Sai, se andiamo sulle Dolomiti partiamo da un mezzo monte, si dice, che quindi o tocca scendere o tocca salire, quindi la salita la devi per forza fare. Questo è infatti quello che dicono in Carnia, cioè quando vedono la Carnia e parlano dello Zoncolan viene un po' il terrore della Carnia, ma non è così, nel senso qui c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Io l'ho definito il palcoscenico del ciclismo mondiale, il parco giochi dei ciclisti, proprio perché uno può scegliere di fare anche 100 km di pianura nello stesso clima montano, e quindi nello stesso splendido clima che tu conosci bene essendo carnico, passando attraverso laghetti ciclabili fantastiche, senza passare per forza sui mostri tipo Zoncolan. Si può veramente scegliere, abbiamo un plateau di salite importanti, sempre sopra i 6, 7, 8 km, quindi sono salite importantissime, dal 6% medio per parlare tecnicamente a arrivare al mostro Zoncolan. Qui ci troviamo ad Arta Terme, come hai detto, e siamo a 1 chilometro dalle terme di Arta, per esempio. Qua i nostri clienti possono andare tranquillamente a rilassarsi, i nostri accompagnatori. Qua l'accompagnatore è quello che soffre sempre un po' di più, anche se cerchiamo sempre di far arrivare le uscite all'ora di pranzo, così si può stare insieme e così via. Però ecco, qui appunto ci sono le terme di Arta, famosissime anche per il ritiro dell'Udinese Calcio, quindi siamo proprio nel parco giochi. In effetti una cosa, e poi chiudiamo, una cosa molto importante è che voi, tu e tua moglie Esmeralda, curate sicuramente l'aspetto ciclistico, ma soprattutto, come dicevi tu, chi accompagna il ciclista, il padrone di casa, chiamala come vuoi, ovviamente quando lui è fuori in bicicletta il tempo lo deve trascorrere, e qui a Arta ci sono veramente molte alternative, perché Tolmezzo è molto vicino, passeggiate ce n'è un'infinità, quindi curate anche questo aspetto.
Noi abbiamo curato molto di più questo aspetto. Ti spiego perché. Perché una volta che ti ho detto che cosa è il ciclismo qui in Carnia, quindi che cosa si possa ammirare sulle montagne, a un ciclista basta che gli dai una salita, è felice, poi da un certo punto, poi più o meno dura, è felice. L'accompagnatore è colui sempre che deve scegliere un po', no? e capire se può andare con lui o meno. Qui noi ci occupiamo molto degli accompagnatori, anche proprio al mattino, dove c'è mia moglie che li gestisce un po' proprio per andare a fare in giro, a prendere il caffè a Tolmezzo piuttosto che andare a fare una passeggiata qui ad Arta o nelle altre vallate carniche che sono fantastiche. Io dico sempre che mi sono spostato da Socchieve ad Arta, ma la Carnia è Carnia, la Carnia è bella tutta, non è bella ad Arta, non è bella, la Carnia è bella sulla Val Tagliamento, è bella sulla Val Degano, la Valle del Butto, quante ne vuoi di valle belle come queste? La Carnia è un territorio enorme e dove c'è un popolo dal cuore enorme che deve essere valorizzato e fatto vedere come cerco di far vedere io, né più né meno. Un'ultima cosa, proprio una chicca che hai regalato alla struttura e ai tuoi clienti, anzi ai tuoi ospiti come li chiami tu, chi non vuole venire con te perché sei brutto e cattivo può scegliere Elisa, che è la tua nuova collaboratrice che viaggia alla grande, quindi c'è questa doppia possibilità. Doppia personalità abbiamo, quindi sia per maschietti che per femminuccia. A parte quello, Elisa è parte integrante da quest'anno di Pendenze Pericolose per quanto riguarda il discorso con l'estero, perché parla benissimo il tedesco, anche il russo e l'inglese, e oltre ad essere una accompagnatrice straordinaria è anche una fortissima atleta, quindi diciamo che è difficile starle avanti, ma noi abbiamo questa grande voglia di portare in giro la gente. Noi non amiamo staccare, non facciamo gare, noi non ci occupiamo di gare. La gara tutti i ciclisti la fanno la domenica, qui vengono a capire che oltre alle gare c'è qualcos'altro, ovvero godersi la montagna insieme, in questo caso con me e con Elisa, che è un mio alter ego in femminile, e assieme portiamo i gruppi. Questo per far sì anche che i gruppi si possono differenziare anche come magari grado di difficoltà. Tutti e due, io e Elisa, essendo in grado più o meno di stare un po' con tutti quanti, possiamo stare sia da quello che va a un'andatura un po' turistica, sia a quello che va un po' più forte, quindi cerchiamo di divertirci in tutte le maniere, ma sempre non perdendo di vista il grande divertimento, la polenta, il fricco, la birra e quello che vedrete durante questa stagione, che tanto vedo che molti su Facebook ci seguono proprio per quello che facciamo e come facciamo vedere il territorio. Non resta che dire, venite a trovarli perché potrete vedere di persona che questi non sono solo parole ma sono fatti. A me non resta che dirvi grazie, a voi, a Vio delle Carnie, che sostenete questo progetto e sostenete questa terra così come la sostengo io. Ci fossero tante persone che sostenessero in questa maniera la Carnia, saremo già un passo grandissimo avanti, ma piano piano credo che riusciremo a fare un po' tutto con i 1000 impedimenti che si possono trovare in un territorio montano. Tanti chilometri a tutti. 1 milione di chilometri.